Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Buonasera, buonasera a tutti, anche questa sera ad Avanti Futuro. Questa sera è un po', gli ospiti sono molti. Qui in studio con me c'è Lorenzo Astolfi, ciao Lorenzo. Buonasera a tutti. E da casa in collegamento invece il buon Matteo Furian, ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti e saluto anche Lorenzo. Ti do il bentornato ad Avanti Futuro. Questa volta, come ha detto Gigi, sarà una puntata un po' strana perché io appunto non potrò essere lì con voi. Allora, prima di incominciare faccio sempre la pubblicità che vi dicono di fare, ovvero che mi raccomando visitate il sito nuovo di Radio RPL, radiorpl.it, e ricordo che per ascoltarci potete farlo dalla radio digitale, dal canale 740 del digitale terrestre, da YouTube, Facebook e dalla app che potete scaricare sia per Android e per iOS. Bene, perfetto. Come ha detto buon Gigi, abbiamo un sacco di ospiti oggi. Oggi tantissimi ospiti. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che se volete chiamare allo 0266203529 siamo qui e vi ascoltiamo e vi diamo la parola. Altrimenti potete scriverci su WhatsApp al 346 6427 756. Prima di iniziare questa puntata piena di temi e di ospiti, mettiamo subito una canzone. Sfumala un attimo, però poi la rialzi. E sopra un pezzo così bello come si fa a non salutare il condottiero della nave Roberto Colombo?
Rieccoci qua dopo questa fantastica canzone. Allora, come dicevamo, oggi ci sono tanti ospiti e tanti temi e adesso qui con noi c'è il coordinatore Lega Giovani Lombardia, Alessandro Verri. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Benvenuto Alessandro, ciao. Intanto colgo l'occasione anche per farti gli auguri, visto che da un anno che il buon Alessandro Verri è coordinatore della Lega Giovani Lombardia, quindi tantissimi auguri. Grazie, e anzi grazie anche dell'invito. Per festeggiare il mio primo anno lo festeggiamo a Radio Padania, quindi fa solo che piacere, a RPL. Perfetto. Dai, cominciamo subito con le domande. Allora, parto io che sono da casa purtroppo oggi, parto subito con una domanda, poi lascio la parola ai miei colleghi in studio. Volevo chiederti Alessandro, facciamo un salto nel passato. Le elezioni regionali che sono appena passate hanno dato sicuramente comunque un segnale molto forte. Il Movimento 5 Stelle è calato drasticamente, possiamo definirlo un vero flop a 5 Stelle, e il Partito Democratico, anche nelle terre dove ha sempre vinto facilmente, come la Toscana per esempio, ha tremato, comunque possiamo dire. Volevo sapere un tuo breve commento sulle elezioni regionali passate. Le elezioni regionali hanno dato un chiaro segnale di quanto il Movimento 5 Stelle nelle amministrative, quindi dove si deve scegliere chi amministra il proprio territorio, non è gradito dai cittadini. I 5 Stelle da sempre non vincono le elezioni amministrative, è segnale del fatto che siano bravi soltanto ad urlare e sbraitare, ma poi nel concreto non hanno mai nella loro storia, nella loro attività portato a casa un risultato che fosse uno. È chiaro che poi loro dicono che comunque hanno vinto le elezioni perché ha vinto il sì al taglio dei parlamentari, quindi in realtà loro hanno buttato tutto su questo, perché ovviamente nessuno gli ha fatto capire o gli ha ricordato che però alle regionali non si sono neanche percepiti. Per il Partito Democratico anche, diciamo che è una sconfitta, anzi è una sconfitta perché loro sono passati dall'amministrare, cioè hanno perso 2 regioni importanti, hanno perso le Marche che era da sempre un fortino rosso, e invece hanno vacillato in Toscana, perché anche se è vero che la Lega non è riuscita a portare a casa la presidenza, però devo dire che ha dato del gran filo da torcere a Gianni, quindi al candidato del PD. Secondo me invece dal nostro canto, e quindi per fare l'arco completo costituzionale dei partiti, secondo me anche il centrodestra, la Lega in particolare, dovrebbe ragionare forse un pochettino di più e lavorare ancora meglio nelle regioni come la Puglia, dove dovevamo fare meglio, ma forse secondo me il candidato potevamo sceglierlo anche meglio, forse noi, a differenza di Fratelli d'Italia, che insomma direi che non ha brillato, e che quindi si potrebbe tranquillamente dire che anche lì se fosse stata giocata da noi la partita, sicuramente credo ci sarebbe stato un risultato diverso. Ok, allora direi di fare una domanda a testa, vado io, poi vai tu Lorenzo, poi facciamo il giro. Allora, abbiamo detto prima che è da un anno che sei coordinatore dei giovani della Lombardia, quindi volevo chiederti di raccontarci in breve questi tuoi 365 giorni. Sei di Milano, quindi parlaci di Milano, dei comuni in Lombardia, di quello insomma che hai visto in giro per la Lombardia. Ma allora, la Lombardia me la sono girata tutta, sono molto fiero e molto contento del ruolo che mi è stato dato, e spero, anzi, in parte credo di portarlo avanti al meglio delle mie possibilità. In questi 365 giorni, diciamo che riassumerli in pochi minuti credo sia un'impresa. Quello che posso dire è che sono molto fiero dei ragazzi. Noi siamo andati al voto in queste amministrative, siamo andati al voto e più di 6 ragazzi sono entrati
stati eletti nei consigli comunali. Abbiamo riconfermato il consigliere uscente a Saronno, Riccardo Guzzetti, abbiamo riconfermato il consigliere uscente a Mantova, abbiamo invece messo un tassello a Segrate dove Marco Carandina è riuscito ad entrare. A Lecco per 31 voti non siamo riusciti ad andare in maggioranza e quindi purtroppo abbiamo la prima dei non eletti, è una ragazza giovane, la Marta Bordogna. E poi abbiamo invece a Corsico, scusatemi, a Parabiago ne abbiamo eletti 3, a Corsico purtroppo non è andata benissimo e quindi voglio dire un bilancio tutto sommato per i giovani consiglieri positivo, per cui sono contento. È chiaro che il lavoro è ancora lungo. In questo periodo ci vogliamo e ci concentreremo in particolare però su una battaglia che credo che sia la battaglia madre, che sia la battaglia della vita per noi giovani, che è quella dell'autonomia. Il 22 di ottobre nel 2017 3 milioni di cittadini lombardi sono andati a votare chiedendo allo Stato più autonomia, chiedendo alla Regione Lombardia di gestirsi le risorse da sé. E invece purtroppo quello che possiamo constatare è che da 3 anni a questa parte da Roma non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposte. Quindi noi questo mese lo faremo nelle piazze, come siamo solito fare, e organizziamo anche nel weekend appunto del 24 eventi in giro per tutta la Lombardia per ricordare questa data che è quella del 22, che non possiamo dimenticarci, che è la battaglia della vita, è la battaglia che per noi significa futuro, per i giovani significa futuro. Bene. Non so se vuoi vado ancora più lungo, però non so quanto tempo ho a disposizione. Guarda, io ho una domanda per te che secondo me potrebbe essere anche spunto per qualche ragazzo che ci sta ascoltando. Intanto ciao Ale. Ciao Lori. Mi fa piacere sentirti, visto che era un po' che non ti sentivo. Allora, se tu dovessi riassumere il tuo coordinamento e dovessi anche spiegare perché bisogna entrare nel gruppo giovani, come lo fa? Cioè, che parole useresti per cominciare un ragazzo? Tu da Perdonami, coordinatore. ti ho perso un pezzo. Perché bisogna entrare? No, tu da coordinatore. Se dovessi convincere un ragazzo a entrare nel gruppo giovani di Milano o di Crema o di qualsiasi altra realtà lombarda, cosa diresti? Cosa spiegheresti di noi che facciamo già parte di questo mondo, di questo gruppo e delle attività che facciamo? Ma guarda, io credo che sia fondamentale, e questo me l'hanno insegnato gli esponenti della Lega, ed è il motivo per cui sono entrato a far politica nella Lega, perché quello che noi vogliamo fare è fare politica per lasciare un segno. Noi non vogliamo entrare in politica per un tornaconto soltanto personale o per una poltrona. Noi dobbiamo pensare di voler lasciare un segno per la nostra terra, per il nostro territorio, per renderlo migliore, per essere a fianco dei cittadini. Il motivo per cui io sono entrato in Lega è perché sentivo forte la necessità di dover ridare qualche cosa al territorio dove sono nato, che mi è cresciuto e che soprattutto in cui vivo. Voglio essere parte attiva della società e voglio contribuire allo sviluppo della mia società, e questo credo che sia fondamentale come leghisti, e quindi il movimento che prima di tutto mette davanti i cittadini e il territorio, essere al fianco delle persone, l'ascolto delle persone, essere sempre in mezzo alla gente. Questi sono i caratteri distintivi del militante ignoto. Noi siamo sempre lì, nonostante il freddo, il vento, la nebbia, il weekend, il sabato, la domenica. Noi in piazza ci siamo sempre, a testa alta, perché sappiamo che non abbiamo niente da nascondere, e anzi sappiamo che tutto quello che facciamo lo facciamo con un unico obiettivo: il bene della nostra terra, il bene del nostro territorio. Questa è l'unica cosa che ci muove quando facciamo politica, ed è quello che credo che sia il nostro carattere distintivo e soprattutto il nostro valore aggiunto. Per un giovane della Lega, per un giovane che si vuole avvicinare alla politica, io consiglio di entrare in Lega, perché noi abbiamo forte questo attaccamento al nostro territorio, vicini alle esigenze, e sappiamo amministrare bene. Abbiamo una classe dirigente che ci può dare, che ci ha dato e ci dà un esempio di buona amministrazione, e che
quindi credo che entrare... No, si è L'abbiamo interrotto, perso. si è caduta la linea, è caduta la Caduta la linea con il nostro caro coordinatore. E adesso lo recupereremo sicuramente. Comunque, buono, ottimo. Ottimo, no, adesso ovviamente assolutamente Lorenzo ha fatto una domanda super giusta: perché unirsi a un gruppo così grande, perché ormai siamo diventati un gruppo veramente enorme, soprattutto a Milano, noi che possiamo parlare anche noi visto che facciamo parte della Lega Giovani Milano. Scusa, ha subito è tornato con noi Alessandro. Oh, eccocelo. Per quanto ho parlato senza che voi non ci foste? Abbiamo detto cose contro di te bruttissime. Abbiamo parlato male. No, credo di aver risposto cioè di aver parlato almeno una decina di minuti, ma per quanto voi mi avete sentito? Ma fino a un certo punto, fino a quando stavi andando a concludere, forse, e dico forse, il tuo pensiero. Quindi secondo me fino a una buona parte del pensiero è passato. Ti abbiamo perso per l'ultimo minuto. Ah, vabbè, dai, allora poteva andare peggio. Comunque, spero che il messaggio sia passato. Assolutamente. Io invece volevo chiederti, appunto, da lombardo, visto che hai parlato dell'eccellenza, della nostra eccellenza, del buon governo della Lombardia da parte comunque della Lega di Attilio Fontana, volevo chiederti cosa pensi da lombardo delle parole di De Luca sulla Lombardia, che per chi ci ascolta da casa le ricordo, le cito testualmente: in Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni, quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche. Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia. Insomma, un attacco contro la sanità lombarda e anche le scelte prese dal nostro buon governatore Attilio Fontana. Cosa ne pensi? Penso che De Luca sia un buffone. Penso che De Luca sia il classico che appena... Se queste frasi le avessimo dette noi, sarebbe successo il finimondo. Sarebbe stato lui che per primo avrebbe fatto i piagnistei e avrebbe ribaltato il mondo, ci avrebbe dato dei razzisti, dei fascisti e tutto quello che ci poteva essere, perché chiaramente sono frasi offensive, sono frasi che non devono soltanto essere censurate ma condannate, e lo stesso dovrebbe chiedere scusa. Ma noi abbiamo fatto però qualcosa di meglio, perché noi credo che abbiamo dato dimostrazione ancora una volta di quanto signori. Appena abbiamo saputo che l'emergenza Covid si è aggravata, in particolare in Campania, il nostro governatore si è subito messo a disposizione per attivare i posti di terapia intensiva che mancano invece in Campania, perché mentre il coniglietto Banni il De Luca faceva tanto il figo con queste dichiarazioni, però per il suo territorio non lavorava, perché per il suo territorio ha speso più di 18 milioni di euro per costruire un ospedale con le terapie intensive che però non ci sono, e quindi un territorio in sofferenza, soprattutto in questo periodo di emergenza. Il nostro governatore da signore ha detto: io lascio perdere la tua maleducazione, noi per i campani e per i cittadini campani noi ci siamo, se serve siamo pronti a dare una mano. Quindi questa credo che sia la migliore delle risposte a una persona che invece sa soltanto fare il buffone. Allora, venendo a Milano, visto che siamo tutte e quattro di Milano e sicuramente anche tanti ascoltatori, oggi lungo i Navigli diciamo che si sono visti due cinghiali che camminavano liberamente, e chiaramente voglio chiederti cosa ne pensi e del fatto che ormai in centro a Milano, dai topi insambabili ai cinghiali sui Navigli, come sia possibile che appunto a Milano, in una capitale comunque economica, in una città come Milano, avvenga una cosa del genere. Ma la cosa assurda non è che sono i topi, la presenza dei topi in centro vi fa capire la presenza anche in periferia, perché vi farei fare un giro, anzi voi che li fate sicuramente lo sapete bene anche voi, la presenza di topi in giro per tutta Milano è una cosa indegna per una città come Milano, una città appunto europea che nel 2020 non dovrebbe vivere di questi problemi. È chiaro che è una città lasciata allo sbando, è una città che fondamentalmente non ha più controllo,
è una città dove sui Navigli, oltre ai cinghiali, però ogni sera noi abbiamo scene di violenze, di risse, persone che vanno a finire in ospedale. Ogni settimana, ogni sabato sera dobbiamo fare il bollettino di guerra, sembra di leggere, perché è una cosa assurda. E lì è il simbolo evidente di una mancanza da parte dell'amministrazione comunale. Questo è un chiaro ed evidente demerito che ha Sala, perché la polizia locale non esce mai. La polizia locale su tutta la città di Milano durante la serata prevede soltanto 8 pattuglie. Pensate, una città di 1.200.000 abitanti ha soltanto 8 pattuglie di polizia locale. Quindi questa è una chiara ed evidente mancanza da parte dell'amministrazione centrale. È un'amministrazione centrale che lascia a se stessa la città, che se ne frega della città, perché è forte del fatto che probabilmente il like che prende Sala, i like che prende Sala da fashion blogger quale è, contano di più rispetto invece al sentor comune della gente per strada. Vai Lorenzo, hai un'ultima domanda. Nel programma elettorale, qual è una tua priorità, anzi qual è secondo te una priorità per la città? Se tu dovessi scrivere oggi il programma, cosa sceglieresti di mettere come priorità della città? Ma ce ne sarebbero tante, anche perché la giunta in quest'ultimo periodo ne ha fatte parecchie, dalle alle piste ciclabili. Però senza pensare alle critiche nei confronti di come fanno gli altri, io propongo. A me uno dei temi che più... Niente, No, lo censurano. No, è ritornato, si sente male. Si sente male. Sente male, No, adesso devo cambiare il telefono. Prova ora, ok. Devo cambiare il telefono. Ok. Scusatemi, mi sentite ora? Ora sì. Sì, forte e chiaro. Ok, niente. Dicevo che sicuramente appunto ce ne sarebbero tante di priorità. A me quella che sta più a cuore sinceramente è il tema delle periferie. Perché Sala si è riempito tanto la bocca di periferie, ma poi non sa neanche che la metropolitana arriva fino in Corvetto, e quindi è un chiaro ed evidente segnale che Sala le periferie non l'ha mai vissute veramente. Io che invece le periferie le vivo come priorità, darei la riqualificazione e soprattutto dare una nuova vita alle periferie di Milano, che secondo me sono abbandonate. Quindi le politiche sociali fatte e messe in campo fino ad oggi dal Comune di Milano non sono sufficienti e non vanno nella strada giusta per la riqualificazione di tanti luoghi della nostra città che ad oggi sono abbandonati. Bene. Bene. Esaustivo. Bene, lo spero. Ottimo, grazie mille Alessandro, Grazie ci vediamo mille presto. a voi ragazzi, buona giornata, Grazie, buona serata, Alessandro. buona prosecuzione e un saluto a tutti i telespettatori. Bene. E rieccoci qua noi tre, ma tutte e tre veniamo da zone più o meno diverse di Milano e credo che in ciascuna delle nostre zone ci siano dei problemi enormi, lasciati dimenticanze da parte del PD milanese. Quindi tu ad esempio Matteo, in che zona stai? Io sono Municipio 8, vicino Piazza L'Accursio, zona Portello. Sicuramente ci sono a Milano un sacco di problemi. Io però volevo sapere anche voi che cosa ne pensavate in studio, al volo, visto che a breve c'è la pubblicità. Sala adesso ne è uscito dicendo adesso schiero i vigili militari e agenti, vuole fare controlli a tappeto per il Covid, perché secondo lui e tra l'altro sottolinea che secondo lui l'80% di capienza sui mezzi pubblici è forse troppa. La domanda che vi voglio fare è questa: ma adesso si sveglia Sala che c'è qualcosa che non va nella città per quanto riguarda assembramenti, come per esempio sui mezzi pubblici, o nelle zone dove c'è la movida milanese? Adesso si sveglia? Cosa ne pensate? Beh, da parte mia ti dico, l'80% sui mezzi pubblici è vero, è troppo, però il sindaco per lanciare una sfida simile, quindi nel gestire i pendolari e abbattere ovviamente le auto, perché è anche una delle battaglie del Comune di Milano, dovrebbe anche incrementare i mezzi pubblici, visto che ad oggi ne passa uno ogni
7 minuti la mattina, ogni 10 minuti, quarto d'ora il pomeriggio. Quindi vuole togliere la gente dai pullman, cercare di essere la città più performante nel combattere il Covid, vuole togliere le auto ma non incrementa i mezzi pubblici. E c'è qualcosa che non funziona. Un casino. Adesso ci sono pochi minuti di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo qui ad Avanti Futuro. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
Rieccoci qui ad Avanti Futuro e adesso siamo con l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Ciao Silvia. Ciao a tutti. Benvenuta Silvia. Ciao. Bene, allora, visto che ti hanno già anche annunciato che sei eurodeputata, ma soprattutto sei anche consigliera comunale, io inizierei, visto che abbiamo parlato già di Milano, inizierei anche a parlare soprattutto di quell'ambito, ovvero del presidio di stamattina, delle minacce che hai ricevuto e della tua battaglia che porti avanti ormai da tantissimi anni contro le moschee e soprattutto per il bene della città di Milano, quindi un po' dell'attività che porti avanti in Consiglio Comunale prima di passare poi all'attività europea. Allora, premesso che la linea della Lega non è no moschee punto, ma è no moschee senza requisiti, quindi Certo. come fanno quelli che ci stanno ascoltando, chiediamo alle moschee purché ci sia l'albo degli imam, la certezza dei fondi, della provenienza dei fondi ovviamente, e insomma che le prediche vengano fatte in italiano, cioè mettiamo la sicurezza, quella di tutti, anche dei musulmani, prima di ogni altra cosa. Posto questo, che è ovvio e scontato, ma per alcune persone di sinistra troppo spesso diciamo questa cosa non viene detta e quindi la metto nelle premesse. Voi vi ricorderete sicuramente che Sala in campagna elettorale era andato fuori da alcune moschee abusive come quella di Via Cavalcanti dicendo io quando sarò eletto sindaco la chiuderò, non è possibile che ci siano delle moschee oggi negli scantinati dei condomini. Il risultato, quelle moschee sono ancora lì, ma non pago di ciò ha deciso, come tutti i milanesi sanno, di mandare a bando alcune aree e il Consiglio Comunale ha deciso quali aree mandare a bando per far diventare dei luoghi di culto, e tra queste non c'era Via Novara, perché Via Novara è stata stralciata dalla maggioranza del Consiglio Comunale tra le moschee che potevano essere realizzate. Risultato, Sala se ne è fracassato le balle, praticamente si è proprio fregato di quello che aveva deciso il Consiglio Comunale e ha deciso di destinarla temporaneamente a moschea, che è proprio quello che in Italia sapete che troppo spesso quello che è temporaneo poi è definitivo. Io, insieme a tante altre persone della Lega, abbiamo quindi svolto degli interventi in aula, abbiamo fatto dei presidi, ci sono stati dei gazebo ai quali io ho partecipato, dove c'era il no moschea. Diciamo che ho iniziato ad avere un fuoco di fila di persone di fede islamica, cioè erano musulmani, che hanno iniziato ad insultarmi, hanno iniziato tutti a insultarmi e a minacciare me, la mia famiglia, eccetera. Ma continuano le minacce anche oggi, cioè proprio tant'è che io ho depositato la denuncia, ma adesso dovrò farne altre ad integrazione, perché comunque probabilmente loro hanno questa idea, soprattutto nei confronti della donna, di poterla sottomettere e la vedono esclusivamente in un certo modo, però non hanno capito che siamo in Italia, esiste la libertà, che io non ho intenzione di farmi sottomettere da nessuno, men che meno da 4 sfigati musulmani e invasati. E sono in Italia dove c'è la libertà di pensiero, uno può condividere o meno quello che penso, ma io ho la libertà di esprimere la mia opinione. Ci sono nostri connazionali che sono morti per questa libertà, io la rivendico, e la rivendico ancora di più in un momento come questo, dove secondo me la tutela della nostra tradizione, delle nostre culture, dei nostri valori assume sempre più importanza, no? Assolutamente, minacce Certamente. gravissime, e poi mi chiedo soprattutto i paladini del femminismo e della sinistra dove Io non ho sono. avuto nessun tipo, cioè la Boldrini di turno non ha detto assolutamente nulla, e l'unica dichiarazione da parte della sinistra che c'è stata, che è stata in Consiglio Comunale di Milano, sono riuscita a ridurla a bullismo e cyberbullismo, che nulla hanno a che vedere con quello che ho ricevuto, perché guarda, io bullismo e cyberbullismo ho sempre ricevuto. È un fenomeno da combattere, ha sicuramente un'importanza, ma non si può derubricare l'attacco che ho ricevuto, le minacce che ho ricevuto al bullismo e cyberbullismo, perché loro non mi attaccavano in quanto donna, in quanto bionda, loro mi attaccano per una posizione che io ho contro la moschea di Via Novara. Certo, e invece Che sono tutti musulmani e gli attacchi sono tutti legati alla moschea. sì, e volevo chiederti
Domanda molto secca: quali sono le politiche che porti avanti in ambito di Unione Europea? In generale o su questo? In generale. In generale io qua mi occupo soprattutto, io sono coordinatrice della Commissione Ambiente, Sanità e Tutela diciamo della sicurezza alimentare, quindi in ordine per ciascuna di queste cose vi dico che cosa ho fatto. Allora, sulla sicurezza alimentare ho portato avanti una grande battaglia su Nutri-Score, diciamo sia fisicamente andando nei supermercati denunciando la cosa, mandandola, insomma, ho cercato di rendere mediatico la questione del Nutri-Score, che era quella dell'etichettatura, ve la ricorderete forse, no? L'Unione Europea vorrebbe introdurre questo sistema di etichettatura con le lettere A, B, C, D, E i bollini dal verde al rosso per dire quali cibi sono buoni e quali no. Secondo questo principio il prosciutto crudo e l'olio extravergine di oliva avrebbero il bollino rosso e la lettera D o E, quindi cattivi, e per dirvi delle salsicce in scatola precotte con patata al burro hanno l'etichetta A e il bollino verde. Ecco, cioè, diciamo che c'è qualcosa che non funziona, c'è quindi un chiaro attacco all'alimentazione italiana, insomma. Poi per quanto riguarda la sanità, ovviamente essendo coordinatrice ho partecipato a tutti i tavoli Covid che ci sono stati durante il periodo più acuto, diciamo, della pandemia. Ho lottato perché l'Europa comunque continuava a non avere protocolli sanitari unici, non avere chiari la conta dei morti, i criteri sui quali venivano conteggiati i positivi, i contagiati, i criteri sui tamponi, insomma tutta la storia che continuiamo a denunciare da tempo, e cioè che l'Europa nel momento dell'emergenza si è fatta valere per quello che era, e cioè ha chiuso i confini, e l'unico che li ha chiusi però per l'immigrazione è stato è stato rinviato a giudizio e dal Parlamento ovviamente, e adesso vedremo come andrà il processo. Non vedo l'ora di sentire insomma gli esponenti del governo auditi a Catania, però rimane il fatto che tutti gli altri stati hanno chiuso i confini, hanno agito in maniera diciamo distinta tra loro, senza una politica europea comune, quindi l'Europa ha dimostrato di non esserci, anzi se vi ricorderete alcuni paesi addirittura, quando a noi servivano i respiratori o le mascherine, invece della tanto decantata solidarietà europea si sono visti bene di fornirci qualsiasi tipo di dispositivo sanitario. Ultima battaglia della mia commissione proprio è quella dell'ambiente, quindi diciamo che proprio durante questa plenaria, se sono in plenaria, cioè sì, è appena finita la sessione della plenaria di questo mese, anche se in realtà questo mese è ambiguo, quindi ne avrà due, c'è stata la legge sul clima, quindi abbiamo votato la Climate Law. Noi ci siamo espressi in maniera contraria, ovviamente non perché noi siamo contro il clima, noi anzi siamo ovviamente a favore di tutte le politiche ambientali eccetera eccetera, ma in realtà quello che propone l'Europa in questo momento sono fondamentalmente tasse verdi e ancora più burocrazia, che in un momento di Covid non penso facciano bene alle nostre aziende, considerando anche il fatto che l'Europa continua a stringere accordi commerciali con i paesi asiatici come Cina e India, con i quali però ai quali non chiede assolutamente nulla in materia di ambiente, quindi finiremo con l'avere monopattini cinesi, auto francesi tedesche con batterie cinesi e le nostre aziende chiuse. Non penso che sia questo la tutela dell'ambiente. Ora prendo la parola io. Ciao Silvia, intanto ti do tutta la mia solidarietà insieme anche a quella di tutti i nostri radioascoltatori e conduttori, tutta la nostra solidarietà. No, invece io volevo farti una domanda invece
sempre per quanto riguarda l'Europa, visto che sei appunto eurodeputata, secondo te cos'è che va cambiato in questa Europa? Che è un'Europa che ormai è sempre più lontana dalla nostra Italia. Parlaci un pochino anche ai nostri radioascoltatori della tua idea di Europa. Ma guarda, noi siamo stati votati dagli italiani perché chiedevamo che fosse presente più Italia in Europa, nel senso che con l'uscita dell'Inghilterra l'asse franco-tedesco si sente ancora di più. In questo momento noi come ID siamo ghettizzati, cioè proprio non ci filano di striscio, noi non siamo opposizione, siamo proprio il nulla, cioè come dei fantasmi quasi reietti. E di questo ovviamente le conseguenze poi le può pagare anche il nostro paese. Io vorrei un'Europa diversa, un'Europa che se si dice solidale lo è, oppure se non lo è che lasci la sovranità dei singoli paesi, cioè delle due l'una, no? Cioè, o sei solidale per davvero oppure ogni paese decide per sé. La falsa solidarietà che va a discapito dell'Italia e che invece favorisce Germania e Francia sinceramente mi fa schifo. Certamente. Mentre invece ti faccio l'ultima domanda, che invece, allora c'è molta tensione ad Oriente, la Turchia sta approfittando delle rinnovate ostilità zero-armene per estendere la propria influenza nel Caucaso meridionale. C'è qualcuno ancora oggi però che in Europa spinge, ma anche tanto, per far sì che la Turchia entri nell'Unione Europea. Posso sapere che cosa ne pensi? Qual è la tua posizione? Ecco. A me la Turchia fa molta paura. Vi racconto questa cosa, questa piccola esperienza che ho avuto, che però guardate, veramente mi ha toccata moltissimo. Io sono andata a fare l'osservatrice delle elezioni in Kosovo. In Kosovo c'è una minoranza serba, quindi diciamo cristiana, ci sono diverse religioni e l'Europa investe molto, no? Lì c'è ancora in Kosovo la missione con militari italiani, a capo ci sono i nostri militari proprio per garantire la sicurezza nel paese e stabilità, e in quel contesto ho visto anche che l'Europa ha investito in scuole, insomma in realtà di questo tipo. Io sono passata in zone in cui in paesi piccolissimi, sto parlando paesi che avevano 100 abitanti, c'erano 3 moschee e quando siamo arrivati con la macchina c'erano proprio diciamo gli uomini con la barba quella da integralisti, ma erano zone dove erano già usciti diversi articoli di giornali, e non parlo di giornali di destra, giornali diciamo di partisan, se così possiamo definirli, che dicevano che in quelle zone c'era un forte radicamento e una forte radicalizzazione, e ho visto che fuori dalle scuole c'era la bandiera della Turchia e magari la Turchia, per dire, finanzia il parchetto di calcio della scuola pagata con i nostri soldi, con i soldi dell'Unione Europea lì, e impone, diciamo, essendo poi l'unica realtà che c'è lì, perché poi dopo le moschee sono lì, la Turchia è molto più pesante dell'Europa lì, di fatto poi indirizza e in qualche modo radicalizza la popolazione. La popolazione non siamo in Turchia, siamo in Kosovo. Quindi questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché è chiaro che quelle per loro sono degli strumenti per entrare nei paesini più poveri, stiamo parlando di paesini dove non c'era l'acqua, dove l'acqua veniva presa da fiumiciattoli pieni di plastica, pieni di rifiuti, cioè proprio dove c'è molta povertà. Ecco, lì si annida e cerca di conquistare radicalizzando. A me non fa paura che un paese dia una mano ad un altro, a me fa paura ovviamente la radicalizzazione islamica.
certo. Grazie Certamente. mille Silvia, purtroppo il tempo è finito, ci ha fatto molto piacere averti qui con noi e alla Grazie, prossima. quando volete ci sono. Ciao ragazzi, buona serata. Grazie, Ciao. Silvia. Ciao. Grazie, Ciao Silvia. ragazzi, ciao. Ah, Grazie bene, a bene, Silvia. bene, molto bene. Beh, a proposito, visto che adesso volevo porvi una domanda a voi in studio. Sapete che adesso il governo giallo-verde, sì, buonanotte, giallo-verde magari, Un flash. esatto, un flash di un passato non troppo lontano, no, allora il governo giallo-rosso adesso sta stappando le bottiglie di champagne, per loro è una grandissima vittoria per aver abbattuto i decreti sicurezza di Matteo Salvini, ok? Adesso stiamo vivendo siamo ritornati praticamente a 2 anni fa, ai bei tempi di Renzi e chi c'era prima di lui, dove immigrazione incontrollata, porti aperti, chi vuole entrare nel nostro paese, prego, avanti il prossimo. E questa situazione qua le risentono le nostre città, soprattutto le periferie. Voi, che comunque anche voi state sul territorio, perché militiamo tutte e tre nella Lega Giovani Milano, cosa ne pensate? E facciamo anche degli esempi a chi ci ascolta. Ovviamente noi parliamo di Milano perché è la città in cui viviamo. Allora, Prego Lorenzo. prima che Lorenzo risponda, ricordo il numero per chi ci vuole chiamare da casa ed esprimere la sua opinione, è lo 0266203529. Altrimenti su WhatsApp potete scriverci e li leggiamo tutti al numero 346 6427 756. Vai Lorenzo. Allora. Potremmo assumere una ragazza però a leggere i libri, una voce femminile. Esatto, purtroppo oggi... Ma con la tecnologia che abbiamo in radio possiamo camuffare la voce di Luigi fingendo... Ma sia una non so ragazza, quanto quindi- verrebbe... meno male che non ci proviamo, non voglio Lasciamo sapere stare, cosa ne esce. esatto, non facciamo tentativi. Direi per rispondere alla tua domanda, Matteo, allora, i decreti di sicurezza hanno funzionato nel periodo in cui venivano applicati dal governo che li ha emanati, che li ha che ha fatto sì che ci fossero. Il PD, il governo attuale, quindi PD 5 Stelle, li ha mantenuti prima di abbatterli, ma dando già la retta via del tana libera a tutti, in Italia ognuno può fare quello che vuole. Mi hai chiesto un esempio facilissimo. In un centro immigrati, poco tempo fa, al sud, degli immigrati in rivolta hanno deciso di dar fuoco praticamente a tutto l'alloggio, rimanendo anche loro senza alloggio tra l'altro, tenendo la polizia impegnata per diverse ore, essendo che c'era un incendio, prima un principio e poi un incendio vero e proprio, che creava una barriera tra i contestatori e la polizia di Stato. Questo secondo me è l'esempio più eclatante di cosa può succedere in tutte le città senza i decreti sicurezza. Decreti sicurezza che arrivi in Italia, non hai documenti, non sei in regola, commetti errori, bene, perfetto, torni al tuo paese. Noi l'opportunità te l'abbiamo data, accogliamo tutti, come ha sempre detto Matteo Salvini, ma nel rispetto delle regole. Non le rispetti, torni a casa tua, come succede in qualsiasi altro stato civile al mondo. A casa nostra, questo qua, dopo meno di 24 ore dall'annuncio dell'abbattimento dei decreti di sicurezza, succede questo. Nel nostro paese si può dar fuoco a un centro immigrazione e quindi un centro d'accoglienza, dando all'anarchia tutto, andando in anarchia con qualsiasi tipo di cosa, ma soprattutto facendo vedere proprio che la polizia ha le mani legate. Quindi è questo quello che secondo me succederà da oggi in poi. Purtroppo sì, condivido il tuo pensiero Lorenzo e aggiungo che questo governo di sinistra, di ignoranti di sinistra, sta sostanzialmente smantellando e distruggendo tutto quello che è stato costruito nei mesi e negli anni, quindi sta distruggendo i decreti sicurezza, sta togliendo quota 100, aumentando le tasse sulla benzina, sulla plastica e quant'altro, e sostanzialmente sta solo distruggendo e tartassando gli italiani che già diciamo che sono stanchi di queste politiche folli senza senso, per non parlare poi di scuola e quant'altro, che altrimenti qui cadiamo in basso. E quindi questo è quello che penso.
Ma che poi comunque, come diceva anche Lorenzo, succedono situazioni come questa notizia che vi riporto: l'Italia mi dia asilo, ma il Pakistan era condannato per stupro. Proprio l'ufficio di immigrazione della questura ha scoperto la condanna in via definitiva per violenza sessuale di questo soggetto su un minore, che per evitarla era fuggito addirittura in Germania. Adesso invece ha fatto di nuovo ritorno nel nostro paese e ha chiesto asilo. Quindi non serve ovviamente ricordarlo sicuramente a chi ci ascolta, ma il problema della politica dei porti aperti, a parte il pericolo in questo momento di una nuova emergenza sanitaria, perché non possiamo permetterci di portare nuovi casi di positivi al Covid-19, proprio non possiamo permettercelo di far sfociare in alcune zone del nostro paese, come è già successo in alcuni centri d'accoglienza, di nuovo delle zone dove ci sono dei veri e propri focolai, di Covid-19. Ma poi, come questa notizia, ma come tantissime altre dimostrano la realtà, su quei barconi lì arrivano un sacco di persone comunque che non vengono nel nostro paese per lavorare, per contribuire alla grandezza della società, ok? Arrivano per fare i delinquenti, ok? Questo è per esempio il classico esempio, uno dei tanti, è uno dei tanti. Quindi vedere un governo, come hai definito tu giustamente, Gigi, di imbecilli e di ignoranti che brindano veramente con lo champagne, l'hanno fatta la battaglia della loro vita, ma non è ancora finita, perché Zingaretti ha detto che vuole approvare lo Ius Soli, altra battaglia storica, in un momento storico come questo, dove il nostro paese è piegato in ginocchio per via della pandemia che abbiamo vissuto pochi mesi fa. L'economia è in ginocchio, il settore del turismo è bloccato e questi brindano e pensano a cancellare i decreti sicurezza, che erano comunque una soluzione al problema dell'immigrazione che ha colpito per tanti anni il nostro paese. Esatto, ma aggiungerei a questo un tema, giusto per questi pochi minuti che ci rimangono prima della pausa, perché qualche giorno fa dove ci siamo visti, Lorenzo? Dove ci siamo visti? Dove ci siamo visti? A Catania. E perché? Perché? Come mai eravamo a Catania? Spieghiamolo perché eravamo a Catania, ma penso lo sappiano tutti, però perché eravamo a Catania io e te? Per vacanza? No. Sei sicuro? No, perché... Circa, c'era anche un bel clima, il mare. Dite la verità. Noi il mare l'abbiamo visto. Comunque a Catania anche. A ottobre ci sono 30 gradi. Io direi anche solo quello, ma non eravamo a Catania per questo, caro Luigi. No, eravamo a Catania per esprimere la nostra vicinanza al capitano Matteo Salvini. Perché? Perché praticamente è sotto processo e ancora tuttora non si è chiusa la vicenda per aver semplicemente fatto il suo lavoro da ministro degli interni, ossia difendere il nostro paese e i confini italiani. E quindi è stata una giornata calda, come abbiamo detto, sicuramente c'era tanto sole. Molti interventi da parte di molti esponenti della Lega, da ex ministri ad attuali consiglieri e parlamentari. E poi c'è stata la giornata del processo, che adesso ci riassumerà in pochi istanti Lorenzo. Io però una piccola correzione a quello che hai detto la farei, perché Matteo Salvini, segretario della Lega, senatore ed ex ministro, è già andato, ma dovrà andare nuovamente davanti al giudice per aver difeso i confini italiani. Io ricorderei che lo stesso trattamento non è stato portato avanti quando sono state speronate le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che a casa mia dovrebbe essere ancora un reato. Se io non mi fermo a un posto di blocco, loro hanno la polizia, i carabinieri o chi per esso ha la possibilità di rincorrermi, di inseguirmi e di incitarmi nuovamente al fermo. Per chi ha speronato invece delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza non è successo nulla. A Matteo Salvini, che ha difeso i confini italiani da una nave colma di immigrati clandestini, ovviamente dietro l'angolo c'era un processo. La giornata è stata abbastanza significativa perché gli interventi sono stati ovviamente tutti a favore e a difesa del nostro capitano, ricordando ovviamente che questa giornata non è stata fatta a caso, nel senso che il processo ovviamente tocca a tutti,
perché è un processo che ti fa capire da che parte tende spesso e volentieri la magistratura, e ti fa capire anche che se difendi i confini di uno Stato rischi di andare alla gogna. Quando dovrebbe essere la facoltà di un ministro difendere, anzi l'onore di un ministro difendere i propri confini del proprio paese. Quindi per me questa giornata qua è stata veramente significativa. Dopo 2 ore che Matteo si è presentato in tribunale, hanno deciso di rinviare nuovamente il processo al 20 novembre perché neanche i giudici sanno quale sia realmente il reato. Gli è stato imputato qualsiasi tipo di reato, ma neanche loro sanno realmente perché devono condannarlo. Una sola cosa la si sa: devono fermare la Lega, devono fermare Matteo Salvini, perché ad oggi l'opinione pubblica è tutta dalla parte del nostro capitano. Qualche istante di pubblicità e ci rivediamo qui ad Avanti Futuro. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'era questo momento unico, perché stavo cercando un video, lo ammetto. Stavo cercando un video interessantissimo che va a introdurre il prossimo ospite della serata. Dura pochissimo, ma ne vale veramente la pena. Un consigliere comunale in burca nell'aula di Palazzo Marino. Durante una seduta di consiglio comunale a Milano dedicata alle aree per i nuovi luoghi di culto, tra cui anche le possibili moschee contestate dal centrodestra, il consigliere leghista Igor Iezzi si è presentato in aula con indosso un mantello marrone a mo' di burca mentre era in corso l'intervento dell'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino. E io penso che dopo questa presentazione, ovviamente non è più consigliere comunale, ma è diventato parlamentare, possiamo dare il benvenuto all'onorevole Igor Iezzi. Ciao a tutti, ma dove l'avete trovato quel pezzo? Guarda che l'ho cercato adesso, mi è venuto in mente un flash bellissimo. Parte della storia. Immagini stupende. Bellissimo. Immagini. Stupende, ma proprio con la S maiuscola. Ma poi caschi a fagiolo, perché stamattina eravamo in Via Novara per le moschee e mi è venuto in mente questo scenario bellissimo. Non potevo non metterlo. Purtroppo è un chiodo fisso della sinistra, no? Riuscire a tentare di mettere moschee a Milano. È la storia che si ripete. Come vedete non cambia mai, siamo sempre al punto di partenza. È vero. Vabbè, Igor, come stai? Tutto ok. Meno male. Cosa ci racconti di bello da quel dei palazzi potenti? Adesso è un momento un po' come dire di resettare, nel senso che tutte le forze politiche adesso stanno facendo un attimo un momento di bilanci, di riflessioni. Questo vale un po' per tutti, ma anche di lavoro, perché i problemi sono tanti. Col Covid ci sono diverse emergenze e ancora di più ce ne saranno nei prossimi mesi. Ricordiamo sempre che io temo purtroppo che i momenti più difficili debbano ancora arrivare, e non mi riferisco alla pandemia, ma mi riferisco alle conseguenze economiche
di alcune misure messe in campo nelle ultime settimane. Noi adesso abbiamo tutta una situazione economica bloccata per quanto riguarda per esempio i licenziamenti delle aziende, cioè siamo ancora in una fase di divieto da parte per le aziende di licenziare. È chiaro che quando verrà meno questo divieto ci saranno parecchi problemi, e purtroppo i turbomiliardi che ci dovevano arrivare dall'Europa, che ci avevano detto che piovevano turbomiliardi dal cielo che venivano dall'Europa, non ci sono. Purtroppo questi soldi non ci sono, e quindi si rischia di avere mesi non facili, e quindi bisogna lavorare parecchio adesso. Cosa ne pensi, Igor? Scusami, intervengo. Cosa ne pensi del fatto che Conte ha prorogato appunto lo stato d'emergenza? Ma guardate, io sul tema, allora io credo che bisognerebbe usare un po' di buon senso. Io credo che la Lega abbia sempre, come dire, praticato il valore del buon senso. Allora, qui non c'è da essere negazionisti, nel senso che noi abbiamo vissuto e viviamo una pandemia che porta dei rischi e dei pericoli, quindi bisogna fare sempre attenzione, usare il massimo come dire, degli accorgimenti, ma dall'altra parte il terrorismo non serve, perché noi dobbiamo continuare a vivere, perché non ci possiamo permettere altre chiusure, non ci possiamo permettere altri lockdown, perché sennò dopo essere morti di pandemia rischiamo di morire per la crisi economica. Bisogna ragionare un minimo di buon senso, no? Il terrorismo sanitario porta al negazionismo, quindi sono entrambe secondo me sono due facce della stessa medaglia, e quindi diciamo lo stato di emergenza, questo continuare a tenere i cittadini in una sorta di tensione permanente non aiuta, soprattutto perché siamo di fronte a contraddizioni assurde. Io ne cito sempre una, guardate, la questione degli autobus per andare a scuola, no? Per mesi, per settimane ci hanno detto il governo, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, esperti vari, televisioni, media, che bisognava salire i nostri figli dovevano salire sugli autobus tenendo la distanza di 8 metri, prima erano 2, poi 1, in modo tale da evitare la diffusione del contagio. Quando si sono accorti che gli autobus non sarebbero bastati, perché è chiaro che se gli autobus li riempi di meno hai bisogno di più autobus per trasportare lo stesso numero di ragazzi, cosa hanno detto? Vabbè, allora a questo punto riempiamoli all'80%. Allora voi capite che questo non è un approccio serio, perché se prima hai detto che mia figlia rischiava ogni tipo di malattie se non stava a una certa distanza, e poi mi dici che insomma è scherzato e comunque l'autobus lo puoi affollare fino all'80%, cioè tu capisci che i messaggi che arrivano non sembrano propriamente seri, no? Sembra quasi che stiamo giocando e che stiamo scherzando, e allora portano la gente ovviamente a reagire nelle maniere più varie, anche a non dare più importanza ad allarmi che invece bisognerebbe ascoltare, no? Perché comunque siamo ancora in una situazione sanitaria difficile. È per quello che dico che terrorismo e negazionismo sono due facce della stessa medaglia, perché è chiaro che se tu continui a fare terrorismo psicologico con tutte queste contraddizioni, il risultato è che la gente non ti crede più e pensa che tu stia scherzando, pensa che tu abbia altri obiettivi, e purtroppo io temo che questo inizi a farsi strada come ragionamento, perché da parte del governo oggettivamente ci sono delle misure che non hanno né capo né coda, insomma, che sono contraddittorie con le stesse misure prese qualche settimana prima e stanno creando parecchia confusione. Certo, venendo a Milano, ciao Igor, venendo a Milano, tra topi, cinghiali sui navigli e nei navigli, il sindaco Sala sta tenendo ferma una città perché non sa se ricandidarsi o meno, e sta tenendo ferma una città tra degrado e tutto. Quindi sostanzialmente volevo chiederti come vedi la Milano, mettiamo, del 2030, la Milano di domani. È una Milano sempre più, come dire, naturalista, nel senso che oramai abbiamo anche i cinghiali che girano
per le città di Milano. Sarà un problema per quelli che vanno in pedalò adesso, in monopattino, perché è chiaro che sceranno in monopattino con i cinghiali diventa tutto più difficile. Guardi, abbiamo preso in giro per mesi Roma e il sindaco Raggi, giustamente, perché a Roma succedono cose incredibili, come appunto piccoli branchi, non so se vanno in branchi, insomma di cinghiali che girano per la città, e il problema dello sporco che porta a una vera e propria invasione di topi. Purtroppo è quello che sta succedendo anche a Milano, cioè esattamente quello che sta succedendo anche a Milano. A Milano abbiamo topi oramai non solo nelle zone che vengono, diciamo, storicamente considerate magari poco curate, poco più degradate, ma anche in centro. Abbiamo visto che c'è questo problema qui della presenza di topi, c'era anche al centro. Adesso abbiamo anche i cinghiali. Peccato che i cinghiali non si cibino di topi, perché almeno avrebbero avuto una utilità anche loro. Fa ridere la cosa, però fa anche pensare. Io mi ricordo, ma lo leggiamo anche nei giornali in questo periodo, che Zingaretti non vuole assolutamente candidare la Raggi a Roma, proprio perché la Raggi sta facendo disastri. Purtroppo la Raggi sta governando esattamente come Sala. I disastri sono più o meno gli stessi su questo fronte. Poi Milano ha una capacità imprenditoriale, una capacità di guardare al futuro che magari Roma per ora ancora non ha. Però diciamo, ci sono dei disastri che sono paragonabili tra Roma e Milano, e questo fa un po' pensare. Milano è una città che merita ben altro che non questo tipo che discutere di questo tipo di problematiche. Mi auguro che Sala decida al più presto cosa fare, perché Milano non è che può stare ancora per troppi mesi in assenza di un sindaco che non ha deciso se ricandidarsi, se andarsene. Al di là del giudizio che poi si dà di Sala, Milano ha bisogno di un sindaco, non è che possiamo aspettare che Sala risolva le sue beghine per tornare ad essere amministrati, e questi sono mesi in cui Milano sembra essere assente per quanto riguarda un'amministrazione. Certo, un certo orario, poi orario di cena, stiamo parlando di cinghiali, confesso che il ragù di cinghiale mi piace, d'inverno... Occhi vegani. Bisognerebbe aprire la caccia a Milano, no? Perché ormai a Roma si sono già organizzati da questo punto di vista, bisognerebbe farlo anche a Milano. Il problema è che noi non siamo abituati a questo tipo di problematiche. Purtroppo Sala è riuscita a regalarci anche queste cose, quindi bisognerebbe chiamare un'associazione di cacciatori o di animalisti, non so, fate voi, che ci liberi della presenza di cinghiali e di roditori. Va bene Igor, guarda, ti lasciamo andare, che sicuramente avrai qualcosa di meglio da fare, che come ad esempio andare a mangiare o quant'altro, che ascoltare me o ascoltare Gigi, sicuramente. Già Matteo potrebbe essere un attimino più interessante. Ma detto questo, grazie di tutto, ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Buona serata e buona post serata a tutti. Grazie Igor, grazie mille. A presto. Grazie mille. E adesso invece, prima abbiamo avuto come ospite il coordinatore della Lombardia, e adesso invece passiamo in un'altra regione che è una nostra roccaforte. Possiamo permetterci di dire che il Veneto è la nostra roccaforte. Purtroppo non ci sarà il coordinatore della Lega Giovani Veneto, ma il suo vice, che è già in linea, è già pronto? No, si sta collegando. Cercando. Esatto, si sta collegando. Perché è talmente roccaforte il Veneto che addirittura il telefono fa fatica a prendere. Sì, c'è un muro. Talmente tanta roccaforte, hai proprio ragione. Ma comunque Gigi mi hai messo fame a parlare di ragù di cinghiali, mi hai messo parlare veramente di cinghiali il ragù di cinghiale sulle tagliatelle, poi se ne parliamo a quest'ora con un bicchiere di vino rosso cavolo, quel bicchiere di vinello rosso, ma anche il salame del cinghiale è buono, devo dire, Guarda, adesso non parliamone troppo, che magari... Intanto che stanno cercando di recuperare il vice coordinatore dei giovani in Veneto,
Ci sono un po' di persone che ci scrivono qualche WhatsApp. Allora, alcuni sono dei link di articoli di giornale che potremmo anche leggere, però c'è un messaggio che mi ha abbastanza colpito. Gigi, riesci a leggerlo tu? Perché io sono un attimino inclinato, ovviamente. Questo anche qua a messaggio. RPL teniamo le distanze giustamente, quindi io sono al di fuori del Esatto. computer, non riesco a vederlo bene. Ragazzi, se noi abbiamo politici che ragionano come la Parietti, che i migranti ci pagheranno la pensione, campa a cavallo. A me questi immigrati servono per tacitare la rivolta di un PIP. Adesso abbiamo arrivato, scusate, è arrivato Ok, abbiamo il coordinatore. Comunque era un coordinatore. messaggio abbastanza Nostro- significativo sui messaggi vecchi, diciamo così, Esatto. su Esatto, di quello che abbiamo parlato prima. fermi tutti, diamo il benvenuto ad Avanti Futuro, il buon Alberto Todeschini, vice coordinatore Ciao. della Lega Giovani Veneto. Ciao a tutti. Benvenuto Ciao. Alberto, Grazie. benvenuto. Grazie. Possiamo dire che, come stavo dicendo prima, è una nostra roccaforte il Veneto. Come sono andate queste elezioni regionali in Veneto? Oddio, dire bene è forse dire poco. abbiamo fatto un risultato veramente strepitoso, veramente grande, grazie alla Lega, perché come Lega abbiamo fatto un ottimo risultato e grazie al Presidente Luca Zaia. Abbiamo sfondato tranquillamente il 70%, siamo andati ancora oltre e sinceramente è stato veramente un ottimo risultato. Tra l'altro lasciando fuori dal Parlamento regionale Italia Viva, col PD che ha preso praticamente niente, i 5 Stelle anche loro molto indietro e quindi siamo molto soddisfatti, c'è una maggioranza larga in regione. Certamente, mentre invece come Lega Giovani siete un gruppo visto, mi dicevi anche prima al telefono, un gruppo molto numeroso. Ecco, quali sono le vostre attività passate che avete fatto e anche le attività future, i progetti futuri? Beh, allora, come Lega Giovani del Veneto abbiamo una rappresentanza di tanti ragazzi nelle 7 province, molte province, cioè molti che lavorano tanto, che hanno tante idee. Noi soprattutto ci basiamo sulla scuola politica, ma come tutta la Lega Giovani, quindi nella preparazione dei nostri ragazzi ad affrontare quella che è la vita politica, quindi le scuole politiche, ma anche le campagne elettorali, quindi anche essere sul territorio, anche fare una campagna elettorale, strutturarli, anche entrare poi nei posti come ad esempio nei comuni, come ad esempio nelle regioni, insomma prepararli anche all'attività politica e essere non solo preparati ma anche avere un forte ideale da portare avanti. Noi facciamo, oltre alle scuole politiche, tanti ritrovi, tante manifestazioni, trasferte, viaggi, abbiamo anche dei momenti ludici, ci troviamo anche a fare delle cene come la famosa pedavena, che purtroppo quest'anno sembra che non si possa fare causa Covid, anche perché l'anno scorso eravamo quasi in 400 ragazzi, quest'anno 400 ragazzi in una stanza sola penso sia un po' complicato metterli. E poi nel futuro abbiamo tante idee davanti, appunto con questa fortuna di avere una regione molto amica e con tanti spazi che ci possono concedere, possiamo anche dire la nostra, diciamo, e quindi portare avanti dei progetti come giovani anche in Regione Veneto, proporli insomma ai nostri assessori e ai nostri consiglieri e a chi ci rappresenta. Ok, allora, il modello Veneto e il modello Lombardi sono stati due modelli diversi per la gestione del coronavirus. Io volevo chiederti un po' questi mesi di emergenza, come proprio da Veneto, come sono andati, come ha lavorato Zaia con lo staff, com'era la situazione lì proprio. Allora, la situazione qua... scusa, aggiungo un piccolo pezzo, com'è ora, cioè com'è oggi, situazione mascherine e così via. Sì, allora nella sfortuna diciamo che abbiamo avuto un po' più fortuna rispetto alla Lombardia perché non c'è proprio scoppiato quel caso, però c'è stato diciamo il caso Vo, quello iniziale, dove c'è stato un ottimo lavoro secondo me della squadra e soprattutto del Presidente Zaia, dove hanno deciso di profilare per quante le persone, di riuscire a individuare
insomma, il modo di contagio, il tipo di contagi, e quindi da lì si è partiti a fare un buon lavoro e comunque a riuscire a spiegare ai veneti tramite le dirette del presidente Zaia, che secondo me sono state utilissime, non solo secondo me, visti i risultati che ha ottenuto, nel spiegare anche con parole semplici a tutti i veneti chiusi in casa come dovevano comportarsi e come bisognava affrontare il lockdown, a differenza del presidente Conte, che lasciamo stare le sue dirette ovviamente, o come diceva da un giorno all'altro, anzi dalla sera prima alla sera dopo, c'è stata gente che si è trovata con i negozi chiusi e non sapere dove sbattere la testa. Il discorso mascherine, in Veneto è stata fatta una mascherina veneta prodotta da una ditta padovana, che appunto ha regalato una parte ha regalato queste mascherine alla regione, che poi sono state consegnate. Qua mi aggancio nel dire che noi come Lega Giovani, io sono il coordinatore di Verona, oltre ad essere vice del Veneto, abbiamo dato una mano alla consegna di queste mascherine con la protezione civile, e oltre a questo abbiamo fatto anche le consegne delle spese a casa tramite varie iniziative fatte dai nostri comuni. Ci siamo messi a disposizione perché giustamente, avendo un'età giovane, si poteva provare ad andare a dare una mano e si è meno in pericolo, diciamo. Ora la situazione, diciamo, che è sotto controllo, perché sì, ci sono contagi, però comunque le terapie intensive o i problemi gravi, diciamo, non sono così elevati, quindi è sotto controllo la situazione. I tamponi se ne stanno facendo tanti, soprattutto il Veneto è riuscito a portare avanti il discorso del tampone rapido, quindi quello che dà il risultato in 15 minuti. È stata un'iniziativa che la Regione Veneto ha voluto portare avanti sempre di più, e penso che si andrà quasi tutta Italia in quella direzione, perché se in 10 minuti riesci a sapere se sei positivo o meno, e dopo in caso di positività si passa al tampone molecolare, quello vero e proprio, secondo me è una buona soluzione, o comunque è già una buona base di partenza. La mascherina si usa, bisogna usarla, è la prima fonte di prevenzione. Assolutamente. Diciamo. Allora, purtroppo, scusa se ti interrompo, purtroppo il tempo è finito. Chiudiamo in bellezza. Auguro a te e a tutti una buona cena, una buona serata, e ci risentiamo tutti giovedì prossimo. Ciao Lorenzo e ciao Matteo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Avete ascoltato Filo Diretto,